Buonasera, benvenuti, nuova puntata dell'Analisi. Oggi parliamo di province, di soppressione delle province e di ciò che si sta facendo all'interno delle province per evitare appunto di essere soppressi e di finire così anticipatamente anche questa esperienza autonomistica. Abbiamo in studio per parlarne il Presidente della Commissione Affari Istituzionali della provincia di Olbia Tempio, nonché esponente del PDL, Mario Mulas. Benvenuto. Buonasera. Allora, questi potrebbero essere gli ultimi giorni di esistenza della provincia di Olbia Tempio. La soppressione, che è stata, lo ricordiamo, sancita da un referendum popolare, è diventata molto più che un'ipotesi e avete però deciso la strada della mobilitazione. Le chiedo, non è un po' tardi e su che cosa contate in questo momento? Ma intanto occorre ricordare che fin da subito, l'indomani del referendum, la provincia di Olbia Tempio prese subito una posizione, in quanto abbiamo sempre considerato un referendum secondo noi incostituzionale, anche se lasciamo chiaramente alla Corte Costituzionale la sentenza. Abbiamo da subito istituito la commissione speciale, da me presieduta, che ha incontrato tutto il territorio e ha cercato di fare da coordinamento con tutte le forze per cercare di farlo esprimere il territorio, perché occorre anche ricordare che la percentuale in Gallura del 26% non ha raggiunto il quorum. Cioè in Gallura solo il 26% si era espresso in questo referendum. Certo. E quindi noi abbiamo sempre pensato in difesa di quell'autonomia che i galluresi hanno da sempre combattuto per averla. Quindi ecco, noi abbiamo il dovere di continuare a difendere la nostra istituzione. Però il vostro ex presidente Sanciu ha detto diverse volte, per giustificare le sue dimissioni che erano legate alla ricandidatura al Senato, che poi è andata come è andata, però lui aveva detto che la provincia è morta e insomma, non c'era più motivo perché lui stesse lì. E se è così, quindi perché continuate a battagliare? Non aveva ragione? Noi continuiamo a battagliare per un semplice motivo. Noi vogliamo, essendo stati eletti democraticamente con una elezione, esattamente come il referendum, noi abbiamo diritto di amministrare sino al 2015. Ecco perché noi vogliamo essere protagonisti di un processo di riforma insieme alla Regione. Ed è per questo che proprio oggi ho presentato un ordine del giorno chiedendo un consiglio provinciale aperto e urgente, proprio per chiedere al Consiglio di votare questo ordine del giorno e invitare tutte le province sarde per discutere e per chiedere un tavolo tecnico insieme alla Regione Sarda. Il problema però è che non soltanto la Regione Sardegna con il Presidente Cappellacci, il referendum di cui abbiamo parlato, ma anche il nuovo governo nazionale con il Premier Enrico Letta hanno detto chiaramente che nel programma ci sarà la soppressione delle province. Quindi le chiedo, se dovessero essere tutte le province della Sardegna a essere soppresse, voi in qualche modo accettereste questa decisione? Ma io credo di sì, in un'ottica di taglio di spese, di spending review, io credo che bisogna essere tutti sobri e accettare che se è il caso di sopprimere le province, che si sopprimano. È proprio per questo che noi vogliamo capire insieme alla Regione Sarda in che modo poi si va ad affrontare il tema dei dipendenti che sono in forza all'ente delle province, in che modo si vanno a trasferire competenze, in che modo vengono ripartite poi le risorse. Quindi noi vogliamo capire qual è il discorso alternativo e sin dal primo giorno noi abbiamo assistito a un caos istituzionale e lo prova il fatto che ad oggi si va avanti a suon di proroghe. Allora io mi chiedo perché la proroga non si dà sino al 2015, in questo modo si rende un attimino giustizia a quello che è il responso elettorale che ci ha visto eletti in un consiglio provinciale e quindi si arriva a quella scadenza. Nel frattempo magari si
si portano avanti tutti i progetti, che sono tanti, basti pensare ai progetti delle opere pubbliche, sono tanti in essere ed è giusto che noi accompagniamo questo percorso. Senta, chi è contrario a questa vostra mobilitazione potrebbe obiettare che la piazza in qualche modo, che voi state chiamando raccolta, no, per la mobilitazione, si è già espressa attraverso il referendum, e poi anche che probabilmente la gente ha anche problemi diversi a cui pensare, penso al lavoro, alla recessione, all'economia che sta andando come sta andando, insomma non è un momento un po' critico per chiamare a raccolta la gente su queste questioni? Ma chiamare a raccolta i cittadini in un momento particolare in effetti diventa un pochino, stona un pochino. Noi chiamiamo a raccolta le forze che rappresentano i cittadini, quindi i sindacati, le forze sociali tutte, i sindaci e quindi tutti gli esponenti della provincia. Li chiamiamo perché secondo me non è chiaro non è mai stato chiaro quali sono le competenze della provincia, di che cosa si occupa la provincia. A mio parere questo ente da quando è nato non ha saputo spiegare ai cittadini di che cosa si occupa. Basti pensare alle opere pubbliche, ma alle strade. Le strade sono un elemento fondamentale per il raggiungimento degli ospedali, oppure pensiamo alla Olbia Sassari e già ci diamo una lettura di che cosa servono le province. Quindi c'è stata questa mancanza, dice, di forse di comunicazione. Una cosa che mi interessa chiederle è questo: nei giorni scorsi è stato a Golfo Aranci Ugo Capellacci, no? Per l'inaugurazione del lungomare, però insomma nessuno mi pare che lo abbia contestato per la soppressione della provincia. Venerdì probabilmente tornerà a Olbia per l'inaugurazione dell'Urban Center. Non pensa che ci sia un po' una mancanza di coraggio nell'uscire allo scoperto per rivendicare, insomma, quelli che si ritiene siano i propri diritti nei confronti di un uomo che comunque rappresenta in quel momento il suo stesso partito? No? Ma intanto abbiamo accolto a Golfo Aranci il Presidente, e per noi è stato un grandissimo onore averlo ospite nella inaugurazione di un'opera così importante per noi, e lo dico anche nel mio doppio incarico di vice sindaco. Gliel'avete almeno detto che non siete d'accordo sulla soppressione della provincia? No, perché gli era già stato detto nell'incontro che facemmo io e il vicepresidente della provincia, e quindi già lui conosce la posizione di tutto il territorio, perché noi poi in quell'incontro alla regione, nel suo ufficio, rappresentavamo tutto il territorio, tutti i sindaci, quindi lui conosce bene le nostre posizioni e infatti si era prodigato, insomma, si era impegnato per un discorso, insomma, in un'ottica di salvezza delle province. Secondo lui la nostra provincia era l'unica che poteva esistere, aveva motivo di esistere per motivi socio-economici che poi abbiamo ben rappresentato nella richiesta di deroga e di proroga proprio in quel Consiglio provinciale. No, perché a me tutto sommato sembra che sia un po' difficile, insomma, uscire pubblicamente con argomenti di questo tipo. Mi viene in mente anche la questione del percolato, e qui ci arriviamo, perché ieri, sollecitati da un'interrogazione, il vicepresidente Carzedda, che è pure assessore all'ambiente, si è espresso decisamente per il no. Sulle motivazioni di quello che ha detto ho qualche dubbio, perché lui dice in sostanza che il CIPNES ha già deciso di non far arrivare questo carico e dunque non arriverà niente, ma noi sappiamo che le cose non stanno proprio così. C'è comunque un contratto da 1 milione di euro in ballo, c'è una sentenza del TAR. Le chiedo, non è che ha influito in questo vostro ritardare a pronunciarvi il fatto che il presidente del CIPNES è anche il coordinatore regionale del PDL, nonché uomo di spicco del partito in Gallura? Ma intanto la questione del percolato è una questione un pochino molto delicata, no? Sì. Intanto ci sono delle competenze che hanno i dirigenti, infatti i contratti li firmano i dirigenti. A me risulta che il presidente del CIPNES è venuto a conoscenza di un atto dirigenziale e immediatamente con grande responsabilità è intervenuto sulla vicenda e mi pare che abbia manifestato apertamente le sue intenzioni. Sì, però c'è una contrapposizione tra Nizzi e Giovannelli, no? Da che parte state come provincia? Perché insomma alla fine bisognerà pur fare una scelta. Intanto assistiamo continuamente a
non parlo del sindaco di Olbia, ma parlo in generale, c'è sempre un processo alle intenzioni. Intanto stiamo parlando di una nave che ancora non è arrivata. Intanto ci sono degli organi che devono poi valutare, controllare, quindi devono controllare il carico reale di questi rifiuti, devono controllare e quindi fare tutti gli esami. Cioè, ci sono delle competenze, io dico aspettiamo un attimo, è giusto, per carità, la politica deve vigilare su questo tipo di cose, però aspettiamo un attimo, facciamo un attimino quadrato, cercando di capire che cosa realmente stia avvenendo. Anche l'ambiente è una di quelle competenze che la provincia ha, almeno la per le provincia sicure. E no? infatti le garantisco che la provincia è ben attenta a tutto questo. Sulla Nuova Sardegna di oggi il collega Roic notava che in fondo in provincia le larghe intese sono in atto da un pezzo. Adesso mi viene in mente la vicenda del Partito Democratico, che non ha fatto un gran figurone, a dire la verità, con le dimissioni di alcuni dei suoi consiglieri che poi sono stati surrogati da altri che ne hanno preso il posto, una sorta di psicodramma indecifrabile che insomma rende un po' l'idea di quali siano i problemi del PD in Gallura. Al di là di questo, qual è la linea di confine tra le larghe intese e l'inciuccio? Ma intanto bisogna ricordare a Letta che le abbiamo inventate noi le larghe intese in provincia, le abbiamo fatte prima di lui. Un riconoscimento alla provincia. E sino ad oggi credo che stiano funzionando benissimo. Funzionano perché si va assolutamente con una sorta di patto per il territorio, quindi si accompagna il processo che dicevo prima, cioè si accompagna la chiusura della provincia, però si accompagna cercando di far viaggiare speditamente tutte quelle opere che sono in cantiere, insomma si cerca di dare ai cittadini i risultati che poi sono stati presentati in campagna elettorale a tutti quanti. Quindi vuoi vedere che le larghe intese funzionano meglio del governo di parte? Ma alla fine, se assistiamo in provincia in una situazione un pochino particolare, non ci sono, si potrebbe anche dire, non c'è maggioranza, non c'è minoranza, però tutto sta procedendo bene, quindi può essere un esempio, ma credo che anche il governo nazionale abbia capito, secondo me, il momento che vivono i cittadini nella loro tragicità. Ci rimangono pochi secondi, le volevo chiedere, almeno che non cambino le cose, insomma la provincia è destinata a fine giugno a chiudere, no? il suo percorso, sempre che, ripeto, non ci siano cambiamenti. Se dovesse ricordare qualcosa che questa provincia lascia, che cosa mette in cima alla classifica? Beh, lascia, a parte la rappresentanza, una rappresentanza importante, basti pensare alle competenze che la provincia ha, l'ha detto lei, l'ambiente, e questa è occuparsi di rifiuti, occuparsi di discarica, occuparsi quindi di un tema importante, di un servizio importante, ma occuparsi anche delle ASL. Quindi lascia una rappresentanza, a mio giudizio, molto importante, cioè lascia l'ente intermedio tra la regione e i comuni, lascia una rappresentanza non da poco, insomma. Staremo a vedere come andrà a finire. Io la ringrazio, Mario Mulas, per aver partecipato, grazie mille. Grazie, noi ci risentiamo domani con una nuova puntata. Buona serata.